Cuccioli, cuccioli. Ecco, aggiù chi ci abbiamo? Ottaviano, la numero 3. Ci abbiamo, questa chi è? Ovviamente è la pataccona, no, chi è lui? No, chi è? Chi è lui? 1. È la numero 1. Questa chi è? È Diablo. Diablos. E Luna. lei? Luna. Luna piena. Ancora. Madonna. No. Va bene. Vela. Che fai la pipì? No, ferma. Ma sei arrivato tempo. No, Eva. Pensavo grande campione che giocherà col Bayern l'anno prossimo, tanta rivalità in campo ma anche tanta qualità. Sfotta per noi. Mi mandi. Bello. Mi mordi? Aia. Ciao. E chi sei? Ah, sei Diablos. Ah. Ci siamo schiattati al suolo, io sono vissuto già. Figlio, se riusciremo a sopravvivere, devi ricordarti che la paura non è reale. Insieme sopravviveremo dal 6 giugno al cinema. Che sonno. E chi sei, Poppo Sirotto? Eva, te che fai? Sta spraccata. Eva. Eva. Eccola la patatona. La patatona. Certo, ci monti sopra, eh? Eva. Te che vuoi? Bellissima giornata di sole al nord dopo la pioggia e il freddo di ieri, in tutte le condizioni utili per un grande spettacolo. Questo lascia presagire anche la qualità delle mangi il dito. Il Bayern Monaco è stato una sorta di carro armato per tutta la Champions, ne sa qualcosa la Juventus. Il Borussia ha avuto un momento di panico nei quarti col Malaga, non è stato capace di difilare 4-1 a Real Madrid. Che scontri. Contro Fifi. Eva contro Fifi. Ora Fifi si arrabbia e ti mangia. Mangi la maglia. Perché i suoi giocatori si muovono come fossero un corpo unico, pressano, corrono con distanze sempre molto strette e danno anche una sincronia nei movimenti. Lotta libera. E mettono in grande difficoltà gli avversari. Ascoltiamo ancora un po' di inno. Finalmente un po' di tensione anche sul volto di Jürgen Klopp per i suoi giocatori. Ha sorriso tanto in conferenza stampa ieri, un vero e proprio showman. Ha sorriso quando è arrivato qui allo stadio. Adesso finalmente la tensione sul suo volto. Una sfida anche tra il vecchio e il giovane Heynckes che lascerà il Bayern Monaco a Guardiola. Andiamo con le formazioni. Il Borussia Dortmund